Daydreamer anticipazioni del 2 settembre. Sanem bacia Jeanne sorprendendolo. Sanem si scusa con Jeanne per averlo baciato, attribuendo alla sua improvvisa pazzia il succo di frutta che ha bevuto. In realtà Jeanne sembra felice di questa sua inaspettata audacia, tanto che sta per dare un altro bacio. Ma vengono interrotti da un grido di JJ che li sta spiando. I due ritornano al campeggio senza però rendersi conto di essere stati visti. Al campeggio Sanem, mentre litiga con la sua voce interiore per quanto successo prima con Jeanne e urlando davanti a tutti, dice di aver trovato lo slogan perfetto: trova te stesso nella natura. Jeanne e tutti gli altri sembrano apprezzare. Intanto Jeanne viene messa a corrente dell'incidente del fratello, per cui si precipita subito in ospedale seguito da Sanem che non vuole lasciarlo solo. Emile non è in pericolo di vita, ma Jeanne incolpa se stesso per l'incidente del fratello. I due avevano discusso poco prima e Emile era fuori di sé a causa delle continue liti con suo fratello. Sanem lo rassicura dicendo che non è stata colpa sua e lo spinge a fare pace con Emile e a dargli un'altra possibilità, perché nonostante tutto resta suo fratello e i due saranno sempre uniti da un legame speciale. Jeanne sembra ascoltare le sue parole, la abbraccia ringraziandola della sua presenza e del suo sostegno. Emile in ospedale sembra apprezzare più la vicinanza di Leila che di Aileen. Il messaggio di Jeanne per la subdola donna è chiaro: deve uscire dalla vita di Emile per sempre. Aileen lascia l'ospedale ma progetta vendetta. Emile è libero di tornare a casa e lasciare l'ospedale, mentre Leila si propone di prendersi cura di lui. In agenzia si torna al lavoro e Jeanne comunica ai dipendenti che Emile sta bene e che ha lasciato l'ospedale. Poi elegge Sanem la coordinatrice della campagna Compass Sport, sotto gli occhi esterefatti di Deren. Intanto JJ si fa avanti. Sanem nota che l'amico sta per rivelare davanti a tutti di aver visto che lei ha baciato il suo capo. Così, bloccato appena in tempo, da Sanem chiede quale sarà il regalo che lui aveva promesso a chi trovava lo slogan adatto. Mentre tutti si chiedono quale sarà il regalo che Jeanne farà a Sanem, Deren è in tilt per essere stata sostituita da Sanem e sospetta che tra i due ci sia una relazione segreta. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!